Non si tratta solamente di sostituire giochi ed attrezzature consumate dall'uso e dalle intemperie, ma di rinnovare un luogo di socialità per bambini e adulti. La riqualificazione del parco di Via Piani non gioverà solo al gioco dei bimbi che lo frequentano, ma anche alle manifestazioni estive organizzate dal comune che si svolgono proprio in quei giardini. L'intervento sarà interamente finanziato dal comune, grazie a fondi reperiti attraverso oneri urbanistici. L'inizio dei lavori è previsto dopo il 21 settembre. Abbiamo tanti giochi che sono vecchi o obsoleti e l'amministrazione ha deciso di fare un progetto nuovo, perciò verrà fatta una riqualificazione dell'area giochi. La spesa preventivata siamo sui 30.000 euro e i lavori dovrebbero iniziare dopo il 21 settembre. Purtroppo sono fondi comunali, vengono da oneri di urbanizzazione, quest'anno qua è un'annata un po' abbastanza critica e siamo riusciti a trovarli e perciò li abbiamo impegnati per dare sicurezza, perché i bambini devono essere tutelati in qualsiasi modo e dove vanno a giocare devono avere la garanzia che i giochi siano in perfette condizioni e siano disponibili a essere usufruiti da tutti. Pur essendo uno sforzo economico gravoso, per un piccolo comune come Carasco, dove è sempre difficile reperire risorse, si tratta di un'opera che interessa un largo numero di cittadini. Pur in linea con la tendenza demografica del Tigullio, dove gli abitanti sono in larga maggioranza anziani, Carasco ha una percentuale di under 14 mediamente alta. Mentre a Chiavari, Sestri e Rapallo si attestano tra il 10,9 e l'11,4%, a Carasco raggiungono il 13,7% del totale dei residenti.